Amici di Generazione Non Stop, siamo a Scivolandia, come sapete ormai da sempre. Beh, ma io vorrei sapere se riconoscete questo viso. Sì, vabbè, sono passati un po' di anni, ma io penso che qualcuno della mia età lo riconosca sicuramente. Sono passati 90 anni. Dal 91 ad oggi, grande successo per Idatura. Fin qui tutto bene. Allora, a parte l'età, cos'è cambiato da allora ad oggi? Cos'è cambiato anche per la musica? Ma guarda, la musica ha avuto una flessione clamorosa dopo gli anni 90. C'è stato un segmento decennale dove è scomparsa la colonna sonora, perché gli anni 90 avevano la loro colonna sonora, gli 80, 70, e nel 2000 non c'è stata. Questa crisi ha provocato una spinta energica degli anni 90 che hanno sbavato con il loro divertimento, la loro energia, e adesso ancora siamo qua. Todo en todos, cada hombre en todos los hombres. Todo en todos, cada cosa en todas las cosas. Todo en todos, todo en todos. Io ero nel cuore degli anni 90. Anch'io. E mi ricordo Anche tantissimo le vostre canzoni in discoteca, e c'era un'atmosfera un po' diversa. Era più bello, cioè non so se oggi i ragazzi di oggi valutano, cioè hanno la stessa unità di misura che avevamo noi quando ascoltavamo voi. Ma, non so se secondo me i ragazzi di oggi si divertono come quelli di una volta. I ragazzi a prescindere si divertono. Poi sai, le valutazioni sono quello che ti arriva, quello che non ti arriva, ma non c'è, il divertimento è quello, insomma. Gli anni 90 hanno una marcia in più in questo. non so, sì, è pure vero che allora eravamo noi al loro posto e quindi pensiamo che noi ci divertivamo di più, però si cantava di più, si ballava di più. Questo è l'effetto della colonna sonora che ti dicevo, no? Che ognuno di noi ha una colonna sonora che è quella del periodo in cui si diverte di più, mediamente quando è molto giovane. Credo semplicemente che il fenomeno incredibile che avviene adesso con le nuove generazioni è che alle feste anni 90 vengono quelli che sono nati negli anni 90, e questa è una cosa formidabile. Eccolo, è lui, è Ciro. Mi chiedo ancora che ci faccia qui. Non ci sto dentro più e mi chiedo come mai. Comincia la kermesse questa sera. Datura sulle mani! Penso di intuire che fine fa, ma se non cambiassi idea, so che mi pentirei. Mi conosco, mi pentirei. Oggi voi come vi rapportate con la musica di oggi? Quindi sono evolute un po' le sonorità, voi siete comunque ancora al centro dell'attenzione, ecco. Ma io resto ancorato al mio passato, alla musica degli anni 90, perché non ho ancora avuto stimoli da quello che succede adesso. Quando e se avrò stimoli, ti posso dire, noi come Datura ultimamente abbiamo fatto questa produzione, questo featuring con i Club Dogo, ma è una cosa che abbiamo fatto perché è venuta estemporanea, insomma, non è che non c'è nulla che ti posso dire mi colpisce particolarmente adesso, per cui sono ben contento di rimanere legato a quel periodo storico. Fin qui tutto bene, diciamo. Tutti insieme! Farete ballare sicuramente stasera? Appena ce lo permetteranno lo faremo. Le domande erano giuste? Le domande... Quello che hai detto a Ciro è giusto? Sì, non so cosa ho chiesto, però adesso vediamo se... Hai fatto questa domanda di cosa è cambiata nella musica, e la cosa fondamentale che lui ha detto, la sonorità, questa cosa degli anni 90 che si ripete tutto, la bella canzone, la bella melodia che adesso un po' manca, per cui... manca questo, è vero? C'è un po' di Parlavamo nostalgia. appunto della musica che è cambiata, ma... non so se è cambiata in meglio, gli anni passano, tante cose cambiano in meglio, la musica a volte non so se cambia in meglio. Secondo me non è che abbiamo migliorato tantissimo, ci sono sempre ovviamente quei momenti dove esce quel pezzo che dice oh mamma mia che bello, però secondo me come gli anni 70, 80, 90 che abbiamo tanti bei ricordi, negli ultimi anni ce ne sono meno, non so perché, forse perché mancava proprio la melodia, magari un po' la house con tutto il rispetto, ma se manca la melodia, un po' standardizzato il questo testo, ritmo, la melodia, c'è solo musica ma non c'è, secondo me la musica va fatta insieme a
un bel testo, una bella melodia che ti rimane in testa, no? Walking on the sun, take me there. I wanna hear your voice in the air. Let me see your hands when we dance. Let me hear your song all night long. Questa bella donna è Natalie dei Sound Lover. Chi è della mia età e anche i ragazzi di oggi ormai si ricordano un pochino dei Sound Lover, che hanno un pochino segnato, ecco, anche la musica, perché siete stati davvero anche tutti di questa sera qui presenti che avete segnato la musica degli anni 90, perché veramente avete fatto ballare tanto. Ed oggi, appunto, come dicevo, non so se effettivamente ballano, forse soltanto perché sentono la cassa, a parte qualche successo che è abbastanza orecchiabile, però allora c'erano tanti bei pezzi orecchiabili. Voi come No, vi rapportavate con la gente che ballava? Cosa si provava, ecco, anche negli anni 90? No, secondo me la gente è ancora come stiamo vedendo lì adesso, appena c'è una bella compagnia, la bella musica, si balla comunque, però noi vediamo che quando facciamo queste serate anni 90 troviamo che la gente abbia più spinta, più entusiasmi, cioè sono veramente calorosi perché hanno voglia di ritornare negli anni 90, sentire questi pezzi di una volta, e noi ci divertiamo un casino, come ai tempi e adesso uguale. Grazie Natalie, buona estate, buona continuazione. Grazie, anche a voi. Complimenti sempre, grazie di tutto quello che avete fatto per noi. Siamo nei vostri cuori, dai, che bello. Abbiamo incontrato Agnese. E dov'è? Salve Agnese. Salve. Buonasera a tutti. Salve, magari non tutti la conosceranno come Agnese, vero? Guardatela bene, sì, mi sembra di conoscerla. Sì, no, però non come Agnese, cioè Neja. Da dove viene questo nome, ecco? Neja vuol dire esattamente Agnese. In che lingua? In sloveno. In sloveno, quindi Neja è Agnese? Esatto, in Slovenia ci sono un sacco di Neja, che forse cantano anche loro, però in realtà Neja significa Agnese, che è appunto il mio vero nome. Ok, quindi è semplicemente la traduzione Esatto. italiano, quindi in questo caso. Allora, 4 milioni di copie di dischi venduti negli anni 90, quindi non ricordo bene di preciso gli anni, ti ricordi? Beh, io con me ne ricordo esattezza? abbastanza, sì, ho iniziato nel 98, quindi diciamo che tra il 98 e il 2001 più o meno sono usciti tutti i più grandi successi per quanto mi riguarda, quindi saranno stati in quegli anni, perché 4 milioni di dischi non mi risulta a livello proprio di Ce li ho letti io, li ho letti. Forse il mio discografico forse lo sa, io un po' meno. Ok, ma sono davvero tanti per un cantante, comunque un DJ che fa musica da discoteca. Ecco. Beh sì, per l'epoca non erano tanti perché si vendeva ancora, a parte che era un bacino ovviamente molto più allargato. Insomma, perché essendo cantati in inglese potevano prendere anche molti altri stati ovviamente, quindi forse arrivare a 4 milioni era già più facile all'epoca, adesso è quasi impossibile, quindi sì, mi rendo conto di essere uscita in un periodo molto fortunato. Ancora oggi Neja è un nome e quindi dico, non hai abbandonato la scena, oggi non sei dagli anni 90 ad oggi, ancora sei conosciutissima, Neja è un nome ancora per chi balla. Ma può essere, non lo so, io non è che seguo molto, io canto ed è quello che mi interessa fare, scrivere e cantare Assolutissimamente. canzoni. Quindi poi è il pubblico che decide, no? I media soprattutto, perché è quello che ti permette poi di arrivare al grande pubblico. Però sì, io continuo a scrivere canzoni, faccio anche altri progetti perché appunto un po' per l'età, no? Perché crescendo comunque... So che canti anche gospel? Io cantavo gospel, adesso ho un progetto acustico dove riprendo sia canzoni mie sia canzoni famose appunto anni 80-90, però riarrangiate in chiave acustica e jazz, quindi
diciamo che a livello canoro mi dà più soddisfazione, ovviamente, perché quando canti musica dance l'intenzione è quella di far divertire le persone, quando canti musica acustica è anche quella di emozionare ad altri livelli. Signore e signori, entriamo nel vivo, nel live concert di questa sera anni 90. Questa sera una voce incantevole, una voce che ha fatto storia e ancora fa storia in disco. Signori, per voi, Ninja! Ciao a tutti, ciao Silvia! Quindi questi progetti musicali e comunque continuiamo a seguire le discoteche, comunque continuiamo ad emozionare i ragazzi. Ma sì, c'è un grande ritorno dopo gli anni 70-80, adesso è diventato vintage, farà anni 90, no? Ok. Anche perché Gli mi anni capita passano. spesso, come questa sera, che ci sono un sacco di ragazzi molto giovani, vengono da me e dicono, da Natalie, da Kim, dicono: ah, io sono cresciuta con i tuoi pezzi, ascoltavo The Game quando ho preso è la strano, patente. perché forse- Ed è bellissimo, cioè mi emoziona moltissimo questa cosa, sapere che ho accompagnato, diciamo, per gli anni più importanti, no? Che quelli sono quelli dell'adolescenza, insomma, del passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Accompagnare questi ragazzi è una bella soddisfazione. Ma poi la cosa particolare è che tra l'altro questi anni anche chi è nato nel 90 comunque vi conosce. Ecco, sì. la cosa un po' un paradosso, ma Beh, sì, anche saranno stati perché- i genitori, comunque vi hanno fatto seguire ugualmente. Quello sì, ma sai cosa? Essendo musica molto allegra, comunque che spesso usciva d'estate, quindi momenti molto leggeri, probabilmente è nella memoria dei bambini, appunto le persone grandi, è ancora nella memoria, quindi è per quello che mi stupisco, però mi rendo conto che anch'io quando ero piccola ascoltavo, che ne so, vabbè, Sandy Martin piuttosto che Giovanotti dell'epoca, eccetera. Adesso per me, cavolo, sentire, che ne so, dei pezzi dell'epoca, dico cavolo, ero così piccola, quindi infatti. viverlo adesso in prima persona è davvero stupefacente. Ok, allora noi ringraziamo Neja e ringraziamo in questo caso i Fantastici 4, lo possiamo dire? Certo, noi siamo in buona compagnia, l'unico mascolo di questa sera è appunto Ciro di Datura, se no siamo tutte donne, e che donne direi, Guarda che donna, guarda che donna. Grazie, buona serata, buon divertimento. Ciao, grazie a voi. You play with feelings all the time. It's just your fear to show us deep inside. Boy, I'll be your girl to understand. I'll be your girl with love again. I'll be your girl to dare you. 'Cause not everything I know is. I'll be your girl to understand. I'll be your girl with love again. I'll be your girl to dare you. I'll be your girl. Shivaya, ba-da-ba-ba-ba-da, ba-da-ba-ba-ba-da. Ragazzi di Generazione Non Stop, adesso siamo con Kim Woodcock. La tagliamo questa? Spiegami questa cosa. Lo so che è il tuo nome vero e non lo possiamo dire. Sì, no, Kim Lucas, signori. Ecco, perché per esempio anch'io guarda che ho il nome cambiato, però no, perché dai. io ho studiato come attrice a scuola drammatica e poi come tanti artisti magari il tuo vero cognome o qualcosa del nome vuoi tenere, diciamo, per motivi privati e andare avanti, diciamo, seguire la strada artistica con un nome d'arte. Ecco, ero sicuro di averla spiazzata. Kim Lucas. Sono io, ma Lucas infatti è il nome d'arte. Let it be, let it be, let it be the night. Let it be, let it be, let it be the night. Let it be, let it be, let it be the night. Let it be, let it be, let it be the night tonight. I wonder. Let it be the night tonight. I dream about. Let it be the night tonight. I wonder. Will you be the sun and Avete fatto ballare intere generazioni e tantissime persone, anche genitori, anche persone, appunto ragazzi della mia età o anche un po' più giovani, che insomma ricordano assolutamente i vostri pezzi e ancora oggi quando li passano per radio si fermano ad ascoltarli.
cosa si prova a sapere che oggi i ragazzi ancora si fermano, bloccano la radio? È una bellissima sensazione, ti fa capire ancora quanto la musica anni 90 ancora, diciamo, è nella cuore della gente, no? Perché anche perché tanti pezzi sono proprio i veri canzoni col ritornello, vedo anche oggi, però più anni 90 quante la gente ballavano, cantavano tutti insieme, quindi è bello ancora quando senti sulla radio, ti porta indietro e dire ah mi ricordo, quindi bello. Non ci stanchiamo mai di andare in giro per le discoteche. No, ovviamente gli anni passano, non avevo più 20 anni, però è sempre il momento in cui sto sul palco, diciamo mi sento a casa mia, a vedere la gente che ballano, si dimentica magari di lavoro, altre cose, è bellissimo comunicare con la musica ancora e fa vedere tutti, a sentire tutti a cantare, è bellissimo, molto. Perché poi il ruolo del cantante, quindi di chi fa musica, è bello perché appunto dà delle emozioni, crea dei momenti particolari alle persone che stanno ascoltando, quel momento appunto si dimenticano qualsiasi cosa, sì, pur di ballare, pur di cantare. Sì, no, è molto bello, quindi sento ancora fortunato che riesco a portare avanti ancora questo lavoro. Ma che belle donne, ragazzi! Ciao a tutti, a Generation No Stop, io sono Kim Lucas. Un bacio a tutti di Generazione Non Stop da Natalie dei Sound Lovers. Ciao! A tutti gli amici di Generazione No Stop un bacio grandissimo da Neja. Ciao!